Buon pomeriggio a tutti, benvenuti all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Si apprestano a partire i partecipanti alla prima corsa, un confronto per cavalli di 4 anni, in salchi i Gentleman Drivers. Sono solo 5 che hanno accettato l'ingaggio per questa prova sui 2000 metri. Con il numero 1 Fly dei Greppi e Nicola Del Rosso, 2 Fulmine SM Carlo Ballotta, 3 Force Mail Marco Scarton, 4 For Love You Otello Zorzetto, 5 Francisco Benal. Marcello Becci, favorito For Love You, quota intorno al mezzo, in chiusura anche leggermente in ribasso rispetto alle quotazioni iniziali. La macchina accelera e stacca, è veloce Fly dei Greppi con all'esterno For Love You. Sono i due più veloci, tra i cavalli Force Mail, poi Fulmine SM, si imbocca la prima piegata, con Force Mail che tiene le punte di dentro a For Love You prima di avere un'incertezza e sbagliare. Così Fly dei Greppi al comando, For Love You al suo esterno, poi Fulmine SM, quindi alla retroguardia Francisco Benal. Rimane in coda dopo la rottura Force Mail. Passaggio davanti alle tribune con Fly dei Greppi che non avrebbe tutta questa gran voglia di mandar via For Love You, il quale deve un po' insistere, poi alla fine ottiene strada dopo 400 metri comunque in 29,6. Sulla piegata di destra For Love You al comando nei confronti di Fly dei Greppi, quindi Fulmine SM. Alla retroguardia rimane Francisco Benal, insegue Force Mail. 600 metri in 44,8. Si viaggia comunque abbastanza svelti, ora Otello Zorzetto provvede a riprendere un po' in mano il suo portacolori e va così a completare 800 metri. Numero 3 Force Mail squalificato. Ora tranquilla, in 1.1.6 con 32 per questi 400 metri. Arriva al largo sul rallentamento Francisco Benal che approfitta dello stop operato all'andatura dal leader per risalire a spesa quasi zero. 17,7 il primo chilometro, si viene al passaggio davanti alle tribune. Francisco Benal si sistema secondo alla corda perché Fly dei Greppi non tiene il contatto. E così si viene sotto alle tribune con il battistrada che passa la retta delle tribune con un paletto in 15. For Love You in vantaggio, nella sua scia Francisco Benal, la terza posizione per Fly dei Greppi e poi Fulmine SM. Curva di destra girata in 15,2 dal battistrada, sbaglia numero Fly dei 1 Greppi. Fly dei Greppi squalificato. Così rimangono in 3 superstiti in questa corsa a 400 metri dalla conclusione. La retta opposta alle tribune, passata in 14,8 dal battistrada, 2,2,6 per il miglio di gara. For Love You in vantaggio, Francisco Benali in seconda posizione, Fulmine SM che prova a venire a fare un po' di arrivo. Quando siamo all'ingresso della dirittura d'arrivo e For Love You è in chiara evidenza, 15,6 la piegata conclusiva. For Love You in vantaggio nei confronti di Fulmine SM che fa l'arrivo a centropista. For Love You in vantaggio, Fulmine SM che ci prova, si è impigrito For Love You, arriva Fulmine, insiste Fulmine SM sul palo, Fulmine SM brucia For Love You. Al terzo posto finisce Francisco Benal. 39 ad arrivare, 1:16,7 ragguaglio cronometrico per il successo di Fulmine SM. Carlo Ballotta in salchi per Gabriele Ballotta, il successo in maniera inaspettata per come era andata la corsa, era rimasto quarto, poi terzo sulla rottura di Fly dei Greppi. For Love You ha fatto i suoi comodi al comando, si è molto impigrito nel finale, è arrivato forte Fulmine SM che lo ha giustiziato. La vittoria del numero 2 dello schieramento Fulmine SM, Carlo Ballotta, a segno in questa prima corsa dall'Arcoveggio.